Sia lodato Gesù Cristo. Dunque, per quanto riguarda la realtà dei testimoni di Geova, questa ha inizio con l'americano Charles Taze Russell, che nel XIX secolo, dopo una crisi di fede, diede vita a un gruppo, gli studenti biblici, i quali presero poi il nome di Testimoni di Geova nel 1931. Questo Russell affermò di essere il servo fedele al quale era stato dato di interpretare rettamente la Sacra Scrittura. Noi però ci chiediamo da dove gli viene questa autorità, quale prova ci dà delle sue parole. Dio allora ha forse lasciato in errore i cristiani per 1800 anni dalla morte di Cristo fino alla fondazione dei Testimoni di Geova? Sappiamo che gli stessi Testimoni di Geova hanno manipolato molte volte durante la loro esistenza la loro stessa dottrina, in modo che molti insegnamenti del loro stesso fondatore venissero rigettati, come ad esempio molte loro profezie sulla fine del mondo poi non verificatesi. Per esempio tante volte hanno detto che ci sarebbe stata la fine del mondo nel 1914, poi nel 18, nel 40, nel 75, eccetera, eccetera. Però ricordiamo anche che la Bibbia ci dice questo: come saprò se la parola ricevuta non è quella proferita da Yahweh? O quando il profeta parla nel nome di Yahweh e quella parola non si compie, allora saprai che quella parola non è stata detta da Yahweh. Invece il nostro Vangelo ci ricorda che se qualcuno vi dirà ecco il Cristo è qui, non credeteci, poiché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, così da ingannare, se possibile, anche gli eletti. Se dunque vi diranno ecco è nel deserto, non andateci, ecco in casa, non credeteci. Infatti, come la folgore viene da oriente e brilla fino a occidente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Scusi padre, scusi, spesso ci dicono che noi ignoriamo il vero nome di Dio. Come gli possiamo rispondere? Ecco, a questa domanda si risponde che i testimoni si riferiscono al testo, quel testo dell'Esodo nel roveto ardente, nel quale Dio si rivelò a Mosè come Yahweh, tradotto con egli è, o meglio, io sono colui che sono. E questa rivelazione ha sempre avuto grande importanza nella teologia cattolica, perciò è sbagliato dire che noi ignoriamo il nome di Dio. Per quanto riguarda la struttura del nome, i testimoni di Geova lo chiamano così poiché aggiungono 3 vocali, la A, la E e la O, alle altre 4 consonanti del verbo ebraico. Il verbo essere si dice Jah, cioè JHWH. Ecco, a queste consonanti loro aggiungono arbitrariamente le vocali A e O e quindi alla fine si ha il nome Yehovah, sfruttando anche il fatto che gli ebrei non pronunziavano il nome di Yahweh per il grande rispetto del suo nome, ma avevano altri nomi come Adonai o Elohim, quindi hanno fatto un po' un miscuglio. E quindi se non hanno avuto scrupoli nel manipolare il nome di Dio, figuriamoci quanti altri cambiamenti hanno fatto poi nei testi sacri. Scusi padre, si sente dire che tanto Cristo è comunque un uomo ma non Dio, anche se figlio. Come lo spiega la Chiesa Cattolica? Beh, a questa insinuazione si risponde con le parole dell'Evangelista San Giovanni, come riporta egli stesso nel prologo: in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. E contrariamente al prologo di San Giovanni, invece, i testimoni di Geova arbitrariamente traducono il versetto: in principio era la parola era con il Dio e la parola era Dio. Dio, questo scritto in minuscolo, tra l'altro. Quindi vediamo come questi storpiano la natura divina di Cristo, considerandolo soltanto una creatura e primo dei salvati. Se le cose stessero così, dovremmo allora negare pure la divina istituzione della Chiesa, o la redenzione, o la maternità di Maria Santissima, ma invece a quest'ora risponde bene San Paolo, perché San Paolo nella lettera ai Colossesi dice: è in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e anche ci ricorda che egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle invisibili e quelle visibili e quelle invisibili. Sia lodato Gesù Cristo.